Quarto appuntamento con la lettura condivisa del romanzo Anna Rosa de Rios, da me scritto, pubblicato dalle edizioni NOR. Anna Rosa de Rios. Quando hanno morto a mio babbo, deo vio minoredda. C'avevo solo 5 mesi, c'avevo. Il 15 maggio del 1920 l'hanno morto. Mi sono pensata molto prima di dirne questa storia di mio babbo. La verità, c'avevo anche paura a scriverne i nomi di questi malevadadoso. Alle volte potevano farmi cosa a me o anche ai figli miei. Poi mi sono pensata, io c'ho già l'età che c'ho. Tutti quelli che hanno fatto queste cose brutte a mio babbo sono morti da molto e non ce n'è manco più su più per de issoso. E allora, per tornare giustizia a mio babbo, de Rios Francisco di Trimpanos, morto, senza colpa per una, che c'aveva solo 31 anni fatti, il 15 maggio del 1920, la storia la racconto giusta giusta e ci metto tutti i nomi e San Benadoso e i posti dove sono successe queste cose, le parentele e tutto quello che mi ricordo. E già me lo ricordo tutto, io, quello che ci hanno fatto a mio babbo, a me, a mia mamma e a mio fratello. I Chessa avevano letto a quella lista maledetta che avevano appeso alla porta del municipio, dove c'erano i loro nomi, che erano accusati dell'abigeato. Se ne erano sentiti troppo offesi. La prima cosa che avevano pensato era vedere chi ne poteva essere stato a scriverne i nomi. Nel foglio, la firma che c'era subito dopo di quella del sindaco era quella di mio babbo, Francisco de Rioso. Ma loro non l'avevano capito che i nomi ne erano scritti in ordine alfabetico. Questi Chessa si avevano fatto tutti i conti a modo loro. Si erano pensati che mio babbo, che ne era cugino della maestra di scuola, l'unica di paese che sapeva scrivere. Loro mi avevano pensato che sicuramente per mio babbo Ciccitta Visanu era persona fidata, che poteva dirla tutti i segreti e i nomi che lui sapeva. E questi nomi come poteva saperli lui? La storia che si erano fregurati era che già era vero che babbo era troppo amico del sindaco e che ne era pure consigliere comunale, ma soprattutto babbo ne era sempre con i carabinieri. Questa amicizia con i carabinieri ce l'aveva per cose di lavoro, perché molte volte lo chiamavano a aggiustare selle rovinate, a mettere a posto finimenti dei cavalli. Per quello quasi ogni giorno era in caserma e piano piano si era fatta forte anche l'amicizia con brigadiere Corrias. I Chessa li odiavano troppo i carabinieri. Si avevano pensato, a questo malaitto de Rioso è sicuro che l'hanno scovviato cosa so scalbinerisi. Questo merdoso dei brigadieri Corrias ha affaidato e ha fatto sol nomenes de tutto noisi a Francisco de Rioso e esso ha nato sol nomenes a Ciccitta Visanu, che lo sa descrittos in questa listra. Facendosi tutti questi pensamenti per i Chessa, la lista l'aveva dettata sicurissimamente mio babbo. Non c'era altra possibilità per una. La colpa era di Francisco de Rioso. Il 15 maggio del 1920 babbo ne era seduto in sa bottega sua e come sempre era facendone qualche lavoro di cucitura nel cuoio. Toccada e sente bussando nel vetro della porta. Ne alza la testa e vede a Matteo Murru. Babbo a questo Matteo già lo conosceva bene e trattavano pure. Lui risultava esserne genero di Maria Antonia Chessa, che ne aveva sposato a Tetta Chessa, la figlia piccola di lei. Matteo ne era andato a sa bottega de babbo e gli dice che c'aveva una sella da aggiustarne e che gli serviva averla messa a posto urgente, caso Manzano infatti doveva andare al luogo. Babbo già era tranquillo, che tanto a Matteo già lo conosceva bene e aveva lasciato le cose che era facendone per andare a casa di lui a fargli il lavoro. Arrivati che ne erano, l'aveva fatto entrare dentro al suo comasino e gli aveva fatto vedere la sella di metterne a posto. Era roba da poco davvero, il lavoro di farne. Babbo seduto cucendone e Matteo sempre chistionende de gusto e de guddatteru e avevano parlato che tra poco dovevano tosare le pecore e poi che il mese dopo dovevano andare a mietere e bevendo una tazzichetta di vino, ridendo e scherzando.
Ma babbo dice che era sempre attento di non parlare di cose di furti o di sospetti che c'erano in giro e neppure della lista che era uscita dove c'era scritto pure il nome di Matteo Murru. In 3 battorotto il lavoro ne l'aveva finito. Tanto Matteo l'aveva detto a mio babbo: Franzi, non ragantu di te proprio su disturbo. Oh, i lascia perdere chi non è nuda. Per 2 spunti di acconzo ite di Kelso. Bah, sono solo 2 punti di aggiustatura, non ti voglio niente, l'aveva detto mio babbo a Matteo. Beh, è tanto, già chi non ti chiede spagato, andiamo scadi convito. Usciti che ne erano di suo masino, Matteo aveva iniziato a camminare un po' veloce. Dice che era andare a Sozzilleri di Tiandria, che era proprio all'uscita del paese. Mio babbo gli aveva detto che era troppo lontano quel Zilleri, che già ce n'erano di altri più a facca. Non c'era quel bisogno di andare all'altra parte del paese a bere una tazzica di inu. Ma Matteo era insistendo troppo, che lì, da Tiandria, ci avevano un vino troppo buono che lo voleva invitare con una cosa speciale, e tutto dicendo così. E allora babbo, per non dispiacerlo, lo aveva seguito. Tanto, là che viene entrato in questo Zilleri e c'erano pure altri uomini bevendo dentro nella stanza. In mezzo di tutti questi c'erano anche Pedro Solinas, Billia Ghessa e Giuseppe Mannu, che risultava fradile a Billia. Babbo entrandone li aveva visti e aveva salutato a tutti e poi dice che si era messo proprio a fianco di loro con Matteo. La verità, quando mio babbo aveva visto a tutti questi dei Chesta dentro del Zilleri, non è che era stato molto contento, un po' gianachea, timido, ma in coscienza sapeva che non aveva fatto nulla e si era voluto fare tranquillo. Matteo aveva chiesto a Tiandria a portarne da bere per loro 2 e un altro giro per gli altri che erano già seduti dentro. A un certo punto, prima di bere, babbo si era alzato di dove era seduto e aveva detto: «Scusatemi, che so a fora a fare uno bago e abba». In tempi di allora nei bar non ce n'erano di gabinetti a fare i bisogni e la gente ci usciva a campagna a farli, e così aveva fatto anche mio babbo. Uscito che ne era dal Zilleri, babbo era andato dalla parte di dietro, verso dell'Oliveto. Insieme a quei malevadados Pedro Solina, Billia Ghessa e Matteo Murru c'era pure questo Giuseppe Mannu, che risultava nipote a Maria Antonia perché era figlio di una sorella sua. Cosa die malaitta Pedro Solinas e Billia Ghessa, malevadados, a Giuseppe Mannu l'avevano fatto bere troppo molto, sempre dandogli a buffare vini, e lo mettevano in chistione, se lo facevano ridere, e lui si sentiva importante in mezzo a questi 2 uomini grandi che lo prendevano a considero. La mente sua non fillughi da questo zero e lui non ne capiva più niente di quello che gli era succedendo intorno. Questi 2, Pedro e Billia, gli avevano messo in testa che n'era stato mio babbo a fare i nomi della lista appesa nel municipio e che nella lista c'era pure il nome suo, di lui. «Me, abba, legge in oghe, a lui desiteba di scritto», gli aveva detto Pedro Solinas, e lo avevano fatto vedere un foglio con tutte cose scritte. «Francisco de Rios, la di scritta gusta listra malaitta», era dicendogli nell'orecchio Billia Ghessa. Lui era troppo avvoltato di tutto il vino che ne aveva bevuto, ma soprattutto la questione era che lui non era buono a leggere niente, manco una lettera conosceva, e si era affidando delle parole che gli erano dicendo il cugino e il marito della cugina. La verità, un foglio già gliel'avevano fatto vedere, ma ne era il foglio del modulo della tassa del Saffoghizzu, scritto a macchina nera, e sopra c'era scritto terreni, fabbricati, capi di bestiame. Lui non lo sapeva e manco ne capiva. Dice che Billia lo parlava vicino vicino dell'orecchio, sottao che lo parlava soriga. A lui dese, tu hai pure bisogno scritto in oghe, anzi sì, legge in oghe, abbaida, su lumine tu, proprio su primo este. Però si pone in mente a noi, si e fa che su una cosa, già vi pensiamo noi a tie, pensiamo so a sasi spesas e a tutto, e sicuro ti tenene, tu sta tranquillo, che già bisemo noi sì, pro a tie, in tutto, a ti vidas, già lischisi, che siamo parentese, ammentati, sempre, che sa famiglia este sa prima e tutto, e noi sì, siamo de famiglia, se succede qualche cosa, già ti togliamo noi dai guai, l'aveva detto Billia
a questo boccallotto.